Non a caso abbiamo scelto la giornata della legalità, il 23 maggio, per far uscire il film, perché si lega tantissimo ai temi di cui parlavo prima. Una giornata in cui celebriamo quelli che sono stati degli eroi che non si sono arresi, che hanno deciso di combattere e di sfidare l'impossibile, perché credo che attraverso l'arte si possano veicolare messaggi come l'amore, la verità e la bellezza, la stessa cosa che ricercavano comunque i giudici Falcone e Borsellino, Piersanti Mattarella, Peppino Impastato, Don Pino Puglisi. L'elenco sarebbe veramente molto lungo di tutte quelle persone che ricercavano amore, verità e bellezza proprio nella giustizia, nella lotta contro l'illegalità, nella lotta contro l'indifferenza e la rassegnazione. Io, da buon siciliano che convive con queste problematiche, ho pensato di far arrivare quello che era il messaggio attraverso la commedia. Il film infatti è un mockumentary girato con una tecnica del backstage che vuole far sorridere, ma nello stesso tempo far rendere conto alle persone che queste cose accadono veramente nel territorio e che noi dobbiamo comunque combatterle e vincere. Quindi viva la legalità, viva il capo del mondo.